quarta tappa della stagione di corsa campestre, il 14° cross di Villa Imperiale Memorial Efrem De Poli di Galliera Veneta, incorona il veronese Marco Fontana Granotto, che si aggiudica anche il titolo regionale assoluto, e la veneziana Diletta Moressa, di maglia toscana, dominatrice della prova femminile in cui la trevigiana Nicole Marsura porta a casa il titolo di campionessa regionale assoluta. Trevis Atletica fra gli uomini e Atletica Vicentina fra le donne vincono il campionato regionale assoluto di società. Fontana Granotto si è confermato in gran forma, bissando la vittoria ottenuta 2 settimane fa nella gara di Vittorio Veneto. Il veronese, già tricolore di specialità, ha chiuso i 10 km in 32,49, staccando nella seconda metà di gara il bellunese Mihail Sirbu dell'Atletica Vomano, giunto con 8 secondi di ritardo. Terzo Abdullava Mussa dell'Atletica San Biagio. Lorenzo De Fanti dell'Athletic Club Firex Belluno, quinto, si è laureato campione regionale promesse. Allora, come sempre è un bellissimo percorso, io vengo quasi tutti gli anni, mi piace molto, però devo dire che è sempre difficile perché ci sono sempre avversari molto forti e anche oggi è stato difficile. Sì, il prossimo obiettivo sono i campionati italiani di corsa campestre, infatti questa l'ho usata come prova per vedere test finale per vedere com'è la condizione e devo dire che il corpo ha risposto molto bene. Netta anche la supremazia di Diletta Moressa. La veneziana ha chiuso gli 8 km in 31,05, precedendo la bellunese Manuela Bulf dell'Atletica Casone Noceto e la trentina Linda Palumbo. A Sofia Cerchiaro delle Fiamme Oro Padova ottava il titolo promesse. Fin dal primo giro si capiva un po' il fatto che bisognava comunque stare bene concentrati sul percorso gara, perché c'erano diversi tipi di terreno, tra comunque terreno asciutto, fango, curve, e poi c'era anche in alcuni tratti la segatura, salite, discese, un percorso molto ricco sotto questo punto di vista. L'obiettivo principale di questa stagione di campestre sono i campionati italiani a Selinunte a fine febbraio, per cui sono abbastanza carica. Ho fatto questa gara un po' come allenamento, visto che vengo comunque da 2 campestri di 6 km, tra cui il Campaccio, e allora volevo un po' testarmi su una distanza un pochino più lunga. Tra gli juniores, successi di Raffaele Faronato della Coin Venezia e dell'azzurrina Mimosa Fulcis della Dolomiti Belluno. L'ultima volta che l'ho fatta ero piccola, ero tipo primo anno cadetta, quindi non mi ricordavo proprio per niente il percorso, poi è cambiato, però devo dire che mi è piaciuto molto perché il percorso pianeggiante, però nonostante quello tosto perché cambia molto il terreno, cioè si parte col prato, poi si va nel campo, poi ci sono zone di fango, zone di sassolini, insomma non facile però bello, cioè il cross è questo alla fine, sì. Sapevo che potevo far bene, poi ogni gara è a sé, diciamo che ci ho creduto fino alla fine e soprattutto da metà gara in poi sentivo che ne avevo un po' di più e quindi ho osato, diciamo, ho deciso di partire. Me l'aspettavo, non saprei, però sicuramente ero convinto che potevo far bene. Davide Ghedina dell'Athletic Club Firex Belluno si è imposto tra gli allievi e Anna Basso del CUS Padova tra le allieve. Dopo le vittorie che ho fatto in regione a Noventa e a Vittorio, sì, me l'aspettavo e finalmente sono riuscita a conquistare la maglietta di campionessa regionale. Molto soddisfatto, ho già fatto questa gara un paio di volte e mi è sempre piaciuto molto questo percorso, soprattutto il pezzo dentro la villa che è molto suggestivo e anche molto bello da correre tecnicamente. Ho cercato di stare dietro al gruppo di testa per la prima parte del percorso e poi diciamo da metà in poi ho cercato di imporre il mio ritmo e vedere cosa succedeva. Non ero sicuro della vittoria, però mi sarebbe piaciuto fare un buon piazzamento. Nelle gare per il settore promozionale, valide come terza prova del campionato regionale di società, successi di Tommaso Pattaro dell'Audace Noale tra i cadetti e Anna Frasson delle Fiamme Oro Padova tra le cadette. Allora, il mio obiettivo quest'anno è partecipare ai campionati italiani di cross, quindi questa è una gara abbastanza importante per appunto poi realizzare quell'obiettivo e quindi mi dovevo impegnare tanto. Sono partito ovviamente la partenza molto veloce, dopo siccome c'era l'imbuto ho cercato di prendere le posizioni e andare avanti. Le sensazioni di gara erano buone e quindi l'abbiamo spinta.
Molti di questi atleti sono pronti per gli italiani di corsa campestre che si terranno in Sicilia il 21 e 22 febbraio, all'interno della suggestiva cornice del Parco Archeologico di Selinunte. In particolare, cadetti e cadette del Veneto saranno accompagnati da Gabriella Dorio, ora vicepresidente del Comitato regionale. A Galliera presenti anche i vertici nazionali con Manuela Levorato, vicepresidente FIDAL. Io personalmente ho contato 40 maglie diverse di società, delle cadette. Perciò c'è tanta voglia di fare atletica, ma è lo specchio di un movimento che include tutto il nazionale, perché l'atletica leggera piace e la fanno tanti ragazzi. L'atletica di Galliera Veneta la devo ringraziare come sindaco ma anche come amministrazione, perché sono 14 anni che sono qui a Galliera, che ogni anno migliora continuamente. È stato un lavoro di sinergia grazie alla protezione civile, all'amministrazione comunale, alla Proloco, all'Avis, insomma tutti hanno lavorato affinché questo appuntamento fosse realizzato in questa maniera e accogliesse tutti indistintamente. Quest'anno è stata una fatica tremenda, le piogge, il canale che ha tracimato, campi sott'acqua fino a 3 giorni fa. Cioè lavorare proprio che andavi giù 20-30 centimetri sulla terra, questo è quasi un miracolo. In 3 giorni il percorso è bellissimo, secondo me è molto buono, visto che arrivavano che non erano neanche tanto infangati, penso che vada bene per tutti, insomma. Scendendo d'età spuntano i nomi di Geremia Maestrello della Polisportiva Due Ville tra i ragazzi e di Elena Capuzzo della Polisportiva di Chirignago tra le ragazze. È andata bene, un po' di difficoltà nel percorso perché molte buche, molto difficile possiamo dire. L'atletica mi piace molta roba, non mi piace soltanto il cross perché sono bravo anche nei salti, la velocità e abbastanza nei lanci, abbastanza però. L'ho cominciato in piena bellezza, è stato fantastico, percorso perfetto, bellissimo, siamo partiti in tantissimi, non era una delle mie aspettative arrivare prima, è stato fantastico il percorso, abbastanza fangoso, un po' difficile, poche curve, ma dai, uno dei migliori che ho fatto finora. Alle Fiamme Oro, 711 punti, l'11° Memorial Efrem De Poli dedicato alle società del settore giovanile. Sul podio, nell'ordine, anche il CSI Atletica Provincia di Vicenza e l'Atletica Insieme Verona.